però dovremmo finalmente avere al telefono, se non sbaglio, il Barda. Sentiamo se c'è la musica, sentiamo? Pronto? Musica! Eccolo qua! Il Barda! Oh, sono qua nel piazzale che piende neve, fonte che ne derapare, immagino, ho messo su le gomme coi zodi. Coi zodi? Sì, musica zodo, gomme coi zodi. Musica zodi! Vai con le derapate! Coi zodi! Ma sei un personaggio. Perché che freddo col giubbinetto del pelle, col chiodo. Col chiodo con la maetta sotto, con un po' di freddo. Insomma, sì. È l'unica roba che metti in caldo il copin è il coin. Col coin, adesso è cresciuto, vedi? Ho capito, L'ho decolorato a strati. Ho fatto la decolorazione, diciamo, pesezzala, del sotto, come se fosse acqua ossigenata. Sì, certo. A metà, un po' meno, l'arancione, metà coin ranzone. E dopo sopra lo lascia così, quindi sfuma e va sul me color, che è un color castagna, diciamo, color castagna. Cos'è? Senti la Mari come la seconda. Vai Mari! Che dici? La battuta. Perché la coso, vedo? Cos'ha? La camera d'aria del coso, del furgone Messia, no? Sì. La camera d'aria che è un po' di discesa, la senta. Dai Mari! Piano, va piano, Vezzo! Va piano che siamo qua che se godemo. Ma senti che macchina? Oh, Vezzo! A momenti vado al furgone Messia. Musica solo! Vai Mari! Hai la Mari, attenta. Ma dove siete? Spiassi, Vezzo. Sempre a Spiassi. Spiassi, che è Piazzale de Zara, che adesso l'è ricoperto di neve. Quindi neve e Zara, Vezzo, viene fuori una missera, Vezzo. E dopo lì ai lati che è il coso, la montagnola, e la Mari è lì col gomò, e dopo che anche l'amorosa del mio amico invece col coso. C'è traffico. Un attimo. Oh, ascolta, anche adesso smonto, Vezzo. Ma che succede, Barda? Se voi passate, giri di là, che senso unico, affari tuoi, Vezzo. Qua che sono me. Appunto, dai. Senti un po', Barda. No, dico, volevi dirmi, ci chiedono, ma vai anche tu oggi allo stadio? Sì, parto a me. Con i ragazzi? Raggiungo gli altri tre, avete tolto in giro, è mia 1500, 1200. Non so 1200. Do 300, vedo. I canta come fosse 1200. Quella sì. Ecco, cantano come 1200, quella sì. Va bene. Ascoltami, adesso partirò per le 1:30, un quarto alle 2. Per essere a Foggia alle 2:30, sì. Un attimo. Le gomme coi zodi, puoi fare a Xeno, vedo. Ho scritto una poesia. Hai scritto una poesia? Sì. Bello. Velocemente, L'ho scritta qua, indovina dove? Dove? Sulla carta del prosciutto. Allora, aerodromai un panetasso, smansasso, un tasso col prosciuttasso. Sì, vabbè. Allora, dimmi. Poesia del Barda. Sentiamo. Vacca boia avete l'esa Nadal. E te confesso che mi zappa un po' male. Perché? Perché i parenti da fare che regai quando mi sputtaneria i skate per torno i fanai. Mi cambieria anche fare allo Xeno se solo i catassi costa un po' meno. Non voglio pensare al momento del pranzo, che ogni anno lo tasto ma dopo lo avanzo. Non è che sono sputin e non mi piace, mi è un caso. Lei che mi fa sempre il risottasso spazzato. E in bocca mi fa sempre un bel muzzetto, mi gonfio le guance che pare un criceto. E dopo va il cesso e spuro fuori su tutto, mi sento un pel meglio e tiro anche un bel ruto. E come ogni anno sogno un pranzo da fuoco, ma adesso mi tacco la musica zodo. E se il Verona ancora segna un gol, giuro che sposo la Marisol. Che non ve l'ho mai detto, ma lei è anche sarda. Auguri Vecio, buon Natale dal Barda! Bello, grande Barda, grande. Musica zodo! Eccola qua, musica zodo. Jingle bell. Senti un po', Barda, ma... Mari! Vai Mari! Grande. Le tute infarinata deve essere piena di neve. Vabbè, Vezzo! Ok, Barda. Ti saluto, grazie. Mai dalla suocera. Pazienza. Mi smono. Vai, pazienza. Mi smonto, guarda. Mai dalla suocera, guarda. Un disastro. Dov'è se la me farà? Un disastro. Se lo sa me fa, la cambia menù. Cosa cambia? Cosa fa di buono? Pastisasso, smarsasso, un tasso con la bella melassa. Guarda, lasciamo stare. Musica soda! Ciao Barda, grazie. Ciao, questo è il Barda qui su Radio Verona Gol de Ponta.